A Spinea, Massimo De Pieri sosterrà Emanuele Di Tadi al ballottaggio del 9 giugno. Al giro di boa delle 2 settimane di tempi supplementari necessari per eleggere il nuovo sindaco, De Pieri, candidato al primo turno con Polo Civico, ha annunciato il proprio appoggio al vice sindaco uscente, già sostenuto da diverse liste civiche e dal Partito Democratico. Abbiamo fatto un'analisi attenta di quello che è stato il risultato del primo turno. E il risultato ha evidenziato come i cittadini hanno privilegiato con 1200 voti il fronte civico, quindi la nostra coalizione. Quindi il risultato è stato proprio molto semplice, andiamo a rafforzare il fronte civico. Dal punto di vista programmatico, quali sono i terreni comuni? I terreni comuni sono tantissimi, perché nel nostro programma ci siamo confrontati sul piano eliminazione barriere architettoniche, sull'applicazione del piano urbano della mobilità sostenibile. Su molti strumenti noi abbiamo veramente un punto d'accordo che sta all'interno del nostro programma. Quello della composizione civica è, secondo Di Tadi, un aspetto che distingue la sua coalizione rispetto a quella dell'altra candidata al ballottaggio, Martina Vesnaver. Noi siamo distanti dalla formazione partitica perché noi ci presentiamo come componente di liste civiche, quindi andiamo a rafforzare appunto proprio questo elemento qui. Inizialmente la candidata del centrodestra si era presentata come lista civica, invece adesso ha dichiaratamente detto che fa parte ed è iscritta ad un partito politico. Ecco, quello che ci contraddistingue è proprio questo, la nostra composizione di liste civiche.